Canteranno bene in Lettonia, però in Italia abbiamo qualcosina di meglio, qualche volta, almeno questo. Chi salverà la musica, dicevano i Pooh, e invece chi salverà i nostri 18 minuti assieme? Beh, io penso che li salveremo noi, li salverete voi, perché abbiamo ancora un argomento nel paniere dell'attualità. Abbiamo il rebus dei rebus che si apre da domani, una sorta di punto SNAI che trasforma i palazzi del potere in un centro scommesse, dove i candidati non corrono fisicamente ma concorrono, si bruciano senza l'utilizzo di combustibile, si in qualche modo inseguono le smentite, le indiscrezioni, le quirinarie, che sono, diciamo, uno degli sport più amati dalla politica italiana. Come saprete, le quirinarie sono da sempre, ogni 4 anni, più o meno ogni 7 anni, anzi scusate, in realtà un qualcosa che assomiglia un po' a quelle competizioni olimpiche calcistiche, perché si riaprono tutti i giochi. Ricordiamo l'ultima quirinaria è stata la quirinaria del 2013, quindi poco tempo fa, in cui persero, diciamo così, lo scranno nell'ordine Franco Marini, che ogni volta che viene nominato in una conversazione tra persone normali, e per normali intendo persone che non si occupano di politica nemmeno per interesse o per mestiere, dice: ma chi è questo Franco Marini? E forse proprio questo "ma chi è" era la sua forza. Chi può dirlo? Romano Prodi, che fu investito dalla carica dei 101. Ogni volta si parla di una donna. La Bonino, per ragioni di salute, direi che è fuori dalla gara questa volta, anzi massima solidarietà e un abbraccione da Radio Padania a Emma Bonino, che ha detto, insomma, di lottare contro un tumore maligno. Insomma, noi siamo qui e tutta la nostra solidarietà a Emma Bonino, che comunque è sempre stato un nome ricorrente quando si parlava di Quirinale. E oggi quali sono i nomi che si stanno facendo? Beh, allora, Renzi sta utilizzando una tattica del diversivo continuo. Ha iniziato dicendo: ci vuole un direttore d'orchestra tipo Riccardo Muti, e Riccardo Muti ovviamente ha smentito, però insomma la notizia un po' è andata e ha sviato l'attenzione dei media per qualche tempo. In secondo luogo, Renzi ha incominciato a dire che il Partito Democratico è l'azionista di maggioranza e che quindi questo Quirinale troverà nel Partito Democratico un esponente per andare al soglio napolitano. Però poi ci sono state le indiscrezioni, le smentite, le dichiarazioni di ambienti vicini a Renzi, dello stesso Renzi, che ha detto verrà fatto anche in accordo con Forza Italia. Insomma, in questo momento in lizza abbiamo, in ordine di probabilità, un grande ritorno, ebbene sì, di Romano Prodi. I bookmaker lo danno in buonissima posizione, anche perché il Partito Democratico è a un bivio da questo punto di vista, perché la trombatura di Romano Prodi è stata dai bersaniani imputata ai renziani, dai renziani imputata ai bersaniani, anche se mi sembra piuttosto evidente che, per come sono andate le cose dopo, è probabile che la frangia che aveva tolto a Prodi la via del Quirinale fosse proprio i renziani, e non per una questione di merito, ma per fare in modo che si aggravasse la crisi del segretario del partito di allora, Pierluigi Bersani. Pierluigi Bersani, che è anche lui in lizza nei possibili candidati, proprio in un'ottica tutta interna al Partito Democratico, di riuscire in qualche modo a ricucire gli strappi che ogni giorno così denotano e connotano posizioni politiche differenti all'interno dello stesso partito. Fino a un certo punto probabilmente questo gioco è funzionale, è coordinato, oltre probabilmente va le intenzioni però dei burattinai del Partito Democratico. Si parla di Padoan, l'economista Padoan, si parla di Mario Monti, non si parla di Elsa Fornero, ma ne parleremo domani, perché pare che proprio domani mattina la Corte Costituzionale deciderà o meno del referendum. Insomma, ci sono una rosa di candidati che da domani si daranno battaglia a colpi di veti incrociati. Io vorrei così aprire le linee ancora per una decina di minuti per sentire da parte vostra quali potrebbero essere, io vi chiedo
un esercizio, se ci state, del possibile. Nel senso, è chiaro che Radio Padania Libera non ha un candidato al Quirinale per sua ovvia definizione statutaria. Radio Padania Libera si rifà ad altri mondi e ad altre culture, però facciamo finta di affacciarci su questo pianeta che peraltro purtroppo ci ospita, che si chiama Italia, e io vi chiedo, al di là delle riflessioni che ci staranno tutte sul Quirinale in sé, mi piacerebbe sapere da voi chi potrebbe essere il meno peggio, ossia un nome sì, ma anche che sia realistico nel paniere dei candidati che vi ho fatto. È un po' qualcosa di inedito che facciamo qui a Radio Padania Libera, dove sempre per scelta decidiamo di non stare a guardare quelle che sono le alchimie dei vari partiti, però questa sera abbiamo una decina di minuti e non vedo perché non farlo. 0266 20 35 29, se volete proporre un vostro candidato più o meno credibile o anche più o meno incredibile nel nostro pomeriggio di Rebelot, che appunto terminerà alle 18:30 e che ci ha visto spaziare tra vari argomenti. Abbiamo forse un SMS, sì, è proprio un SMS che invece sì, è un SMS di un ascoltatore che dice: beh, tra tutti, turandomi occhi, naso e preparando il passaporto per l'espatrio, io vorrei Bersani, che almeno è simpatico. Questo è un SMS che ci arriva. Abbiamo però anche due quirinalisti al telefono e sentiamo il primo. Pronto? Pronto? Ah, salve, buonasera. Buonasera, sono Oriana. Ascolti, io proporrei Caselli. Caselli, ecco, è un nome possibile, anche realistico. se so benissimo Certo, che il Presidente del Senato lo vede come il fumo negli occhi. Come mai Caselli? È una persona che si presenta bene, soprattutto abbastanza severo, e veramente penso che sarebbe la persona giusta. Salve. Grazie, questo è un nome che non sta girando nelle possibilità delle candidature, però certamente Caselli è un magistrato che ha un suo curriculum di tutto rispetto. Sentiamo altri nomi, credibili o incredibili, qui a Radio Padania Libera. 0266 20 35 29, pronto? Pronto? Sì, salve. Buonasera. Senta, chiamo da Brescia. Bene. Dunque, per me, anche che piaccia o non piaccia, sarà Casini. Non ce n'è altri. Alla fine Casini. Anche che a me non mi piace, ma io so che vedrà che sarà Casini. Allora abbiamo una puntata su Casini della nostra ascoltatrice. Io non lo sottovaluterei Casini in questa gara, perché guardate che coi veti incrociati lui potrebbe, col suo sorriso sornione, il suo accento al tortelen, arrivare in carrozza fino al Quirinale. Sai come si incominciano queste cose? Uno dice facciamo il compromesso, l'altro dice va bene, uno gli opposti estremisti, Sella, Lega, 5 Stelle che impazziscono, vanno in strada e non lo so chi propongono, emergenza nazionale, Casini, Presidente della Repubblica, non voglio neanche pensarci, ma finora i nomi sono un po' tutti da incubo. Condivido quello che ha scritto l'ascoltatore per SMS, Bersani almeno è simpatico, più simpatico di lui altro ascoltatore propone il Mago Telma, e sentiamo invece un altro quirinalista al telefono con noi. Pronto? Sì, pronto? Ciao. Pronto, ciao, sono Paolo da Torino. Ciao Paolo. Senti, brevemente, allora, sinceramente a me del Presidente della Repubblica, detto in maniera molto popolare, non me ne frega niente. Io avrei scelto Emma Bonino, ma ahimè purtroppo è fuori gioco per quello che sappiamo. Io dico solo una cosa: perché tutte le volte dal 45 ad oggi a parte Einaudi non c'è stato un presidente di destra, centrodestra, chiamatelo come volete. E chi Sempre potrebbe essere? Andare a pescare nella stessa bagna. Chi potrebbe essere un presidente tra virgolette di destra? Un presidente di destra, sinceramente ce ne sono pochi di destra. Prova a dirne uno, credibile e incredibile. Posso far scatenare Radio Padania? Vai, scatenali. Io non sono di Forza Italia. Lo stai per dire, io lo sento, lo stai per dire. Dillo, io metterei Berlusconi. L'ha detto, l'ha detto. Invotabile. Grazie, l'hai detto, Ciao. Grazie. Questo è Radio Padania Libera. E quindi l'ha detto. Arrivano notizie qui sulla nostra agenzia che sono caduti tutti i ripetitori di Radio Padania Libera dopo questa telefonata, e quindi stiamo parlando solo io e il regista e chi vorrà arrivare alle contumelie in diretta. Però ragazzi, l'ospite in diretta inatteso
atteso è arrivato anche Berlusconi nel paniere dei vostri candidati possibili, ma probabili, improbabili, insomma, quei candidati che per carità non sono i candidati ideali, eccetera, fatta la tara di tutto quello che ci diciamo sempre, Berlusconi sarebbe non mal visto dall'ascoltatore che ha chiamato prima. Ancora 2 telefonate al volo. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao Roberto da Monza. Ciao. Ciao Roberto. Allora, ascoltami, non c'è nessun nome ricevibile, nel senso questo sicuro fa schifo. Ecco, e questo e questo siamo tutti d'accordo. Allora, io vorrei Roberto Maroni, ma so già che è così. Abbastanza impossibile. Ecco, segnati sto nome, Enrico Letta. Enrico, il grande ritorno. Esatto. Renzi, stai sereno, dici che andrà a finire così? Bravissimo. Ma secondo me Renzi piuttosto si barrica però c'è lo zio Gianni un po' impossibile, perché è troppo riferibile a Berlusconi. Io c'ho in mente da giorni questo nome qua, che tra l'altro se no non lo fa nessuno. Sì, potrebbe essere il grande ritorno di Enrico Letta. Allora, abbiamo un po' di SMS, li leggo in rapida successione dopo la telefonata che ci stiamo per prendere, che chiude questa puntata di Rebelot di oggi. Pronto? Uè Marco, ciao, Michele da Brescia. Ciao Michele. Io a malincuore ne faccio uno, secondo me sarà Mortadella, no. Purtroppo per me sarà lui, però visti farebbe meglio Pluto, ecco. Secondo me Pluto sarebbe l'ideale. Grazie. Ciao. Allora, tra il serio e il faceto, tra il probabile e l'improbabile, i vostri SMS, un anonimo scrive: vedrei bene l'imam di Segrate. Poi abbiamo un altro anonimo che propone Platinette, sapete che anch'io quoto, la vedrei benissimo al Quirinale Platinette. Poi abbiamo Enrico da Parma che invece promuove Semivarin, siamo ovviamente nella categoria improbabili. Poi Liliana Gorini, che è una esponente del movimento Movisol. Questa è Liliana Gottini. Un altro amico, Beppe da Isola Bergamo, dice Fantozzi. No, scherzo, abbiamo lì un nome nel mondo, Renzo Piano. Ecco, perché non fare, bravo Beppe, perché non fare un nome che in qualche modo potrebbe davvero essere trasversale alla derecha e alla izquierda, se queste parole vogliono dire qualcosa, almeno in spagnolo. Carlo da Brescia, ma un ragazzino leghista, che tema aveva, tornando al discorso dei temi, uguale, però ci saluta con Lettonia libera, Carlo, perché non confondiamoci, la presidenza adesso è in capo alla Lettonia. Insomma, nomi probabili e improbabili, ne parleremo. È arrivata un'altra carriolata di SMS, vedremo di leggerne qualcuno, ma prima dobbiamo incominciare a portarci avanti e a mandare la nostra bene amata sigla, perché stiamo andando a sbattere verso la conclusione di questa puntata, quindi incominciamo con le nostre trombettine. Chissà se qualcuno che ci ascolta magari sempre tutti i giorni andando in macchina sincronizza con l'inizio della nostra sigla la velocità del percorso. È una cosa che io intanto faccio, nel senso, vabbè, sono magari matto io, lo scopriamo mica adesso. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi? Allora, un po' di candidati credibili e incredibili che ci proponete. Ugo da Colico dice Livia Pomodoro, poi Loris che dice perché Berlusconi no. Qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma. Roger da Bustarsizio propone Marcello Pera. Bienvenue dans ma réalité. FJ, così si firma il nostro ascoltatore Cool, dice la mia paura è che con la scusa di creare posti di lavoro il candidato sarà il disoccupato Fini. Parle fort et je suis France, excusez-moi. Un altro ascoltatore che dice anche per me Berlusconi farebbe uscire di testa tutta la sinistra. E Pietra Tombale di Maurizio da Milano che dice eia Rodotà.
Qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma